Innanzitutto ringrazio il Presidente e Confartigianato dell'invito, molto gradito. Poi sicuramente la stampante 3D è l'oggetto cult del movimento Makers e soprattutto magari del movimento Arduino, visto che viene utilizzato un software, insomma, Arduino, che è questo qui, avete già visto quello che fa muovere la cosa lì, che fa muovere un po' tutti quegli oggetti è questo, è un microcontrollore con all'interno un microprocessore e quindi sono cose veramente piccole che fanno muovere un movimento, quello che è poi definibile un movimento. Chi sono i nuovi makers? I nuovi makers sono quelli che producono da soli le cose, sono quelli che invece di acquistare un oggetto se lo costruiscono, invece di acquistare una stampante si costruiscono la stampante 3D. Sono quelli che possiamo definire gli artigiani digitali. Era ben detto nella locandina che presentava l'evento dal presidente Sberchiero, dove diceva che oggi siamo in presenza di un nuovo movimento, siamo in presenza di una figura nuova che sta nascendo, che è proprio l'artigiano digitale. I makers sono gli artigiani digitali, sono quelli che producono delle cose, materiali, mettendoci all'interno una componente digitale, una componente tecnologica. Sono quelli che mettono insieme le loro conoscenze la componente di meccanica ed elettronica che loro conoscono bene, la mettono insieme alla componente tecnologica e ne escono dei prodotti nuovi, ne escono dei prodotti diversi, ne escono dei prodotti che potrebbero essere magari considerati obsoleti, che potrebbero essere considerati ormai inutilizzabili e da buttare e che invece possono avere una nuova vita. Un esempio semplicissimo, l'avete visto passare nel video dell'Urban Reef, un forno microonde che conosciamo benissimo tutti, anni e anni che esiste e che ha delle funzioni normali, senza doverlo ricostruire, senza doverlo rifare ex novo, applicandoci una robettina, non sono tecnica, il tecnico è Luca o Davide che poi magari vi spiegano bene i loro prodotti, una tecnologia che si chiama Electric Leap, gli ridà una nuova vita, fa in modo che si avvicini a quella che è la domotica di cui vi hanno spiegato bene nel video. Da remoto, dal lavoro, io posso, prima di arrivare a casa, metterlo in funzione. È sufficiente avere un'applicazione, oppure avere il browser o nell'iPad o nel cellulare o comunque nei computer. Per cui qualcosa che noi abbiamo già, con una piccola modifica, riacquista un valore diverso. Esempio stupendo è proprio quello delle scarpe, che possono avere una nuova distribuzione, canali assolutamente diversi, solo perché hanno abbinato alla cultura manifatturiera importantissima del nuovo territorio una tecnologia, hanno applicato il digitale. Quindi questi sono un po' i nostri artigiani. Un altro degli ambiti, vado proprio sullo stupido, ma insomma, alla fine non sono... Lo diceva il professor Bagnoli, che è esatto, perché essendo giornalista mi viene bene. Però praticamente, diciamo, nel modellismo o anche oggetti che sono fuori produzione, mi si rompe un piccolo componente di un oggetto appunto che ormai non si trova più sul mercato e io di fatto ho la capacità di produrmelo o di farmelo produrre ad hoc e quindi andare a coprire una falla nel mercato perché non c'è più la convenienza ovviamente a produrre quell'oggetto, però io posso comunque riportare a nuova vita un oggetto che senza magari quel piccolo componente non riuscirebbe a funzionare. Non è per fare una marchetta al nostro laboratorio, possiamo definire impropriamente il Fab Lab, e dopo magari vi spiego perché, o comunque i Fab Lab che trovate anche, ce n'è uno a Venezia, insomma ce ne sono nel territorio, ma quello che voi potrete vedere è proprio che questi ragazzi, perché sono principalmente ragazzi e giovanissimi, lavorano con strumenti, quelli che vedete lì sopra, lavorano con il cacciavite, con la chiave, con tutte queste cose dei vecchi tempi applicate a queste robe qua. Per cui se le fanno, se le producono, se le sistemano, se le modificano a seconda della necessità. Quando noi siamo nati non avevamo un prodotto, avevamo in mente questo cambio generazionale, culturale proprio, perché i nuovi makers arrivano per un cambio di cultura, di mentalità,
che purtroppo è partito dagli Stati Uniti. Perché dico purtroppo? Perché le cose nuove un po' diverse partono sempre da lì, principalmente dall'MIT. E noi ci siamo detti, ma questo cambio di mentalità, questa cultura che deve abbinare le due cose, può essere interessante. Quindi prima ci siamo detti, un po' come diceva Bagnoli, ci siamo chiesti chi siamo e cosa vogliamo fare, qual è il nostro obiettivo. E poi da lì abbiamo cominciato a prendere i prodotti e modificarli, provando e vedendo cosa succedeva di prodotto in prodotto. Avete visto sempre nel video una scatolina molto piccola che si apriva appoggiando un pulsante. Bene, quella scatolina in sé non è niente, era solo un prototipo, è diventato poi quella che vedete qui fuori, c'era anche nel video ma la vedete meglio qui fuori, è una scatola che è stata fatta principalmente per gli orafi, che ha la possibilità che al passaggio della persona si apre e mostra l'oggetto. È una scatola in materiale povero, perché è in cartotecnica, quindi anche molto economico per l'orafo che deve acquistarlo, per il gioielliere che deve esporre il proprio prodotto. Quindi materiali poveri, si parlava prima di materiali, applicati ad una tecnologia anche lì molto semplice, perché c'è un servomotore, c'è sempre Arduino e un sensore che al passaggio di qualche cosa si apre e mostra l'oggetto. Quindi siamo partiti da questa nuova mentalità, nuova cultura, per arrivare poi a prendere gli oggetti e provare di volta in volta. Prima un po' da soli e poi con le aziende, si parte logicamente dagli amici, e poi delle aziende che un po' alla volta vengono a trovarci a vedere cosa facciamo, rimangono un po' flashati e cominciano a dire: ma io avrei questo, me lo sistemi, un'altra cosa carinissima. Si chiama Shopper, Carolino, che avete visto passare nel video. Allora, quello Shopper lì è stato prototipato, è stato proprio inventato e costruito materialmente da due ragazzi di Vicenza che stanno facendo l'ITS, uno l'ITS di meccatronica, uno invece l'ITIS, che stanno facendo tra l'altro lo stage da noi. Hanno 22 anni, forse, non di più. E si sono inventati questa cosa, hanno detto, proprio riprendendo un po' le parole del professor Bagnoli, oggi ci sono nuove esigenze, il sociale è una fonte di business, è un qualcosa che ha a che fare in maniera importante e preponderante con l'economia. Bene, loro hanno inventato questo robetto che serve per le persone che hanno problemi di deambulazione, li aiuta con un semplice telecomando o con dei sensori. Allora, quello era il primo prototipo, adesso l'hanno fatto logicamente più bello, più carino, più insomma, da vedere, molto più accattivante. Li accompagna oppure sposta gli oggetti a seconda di dove loro vogliono che vengano appoggiati. Logicamente chi ha problemi di deambulazione non può portare il sacchetto della spesa, magari fa fatica a spostare la bottiglia dell'acqua, ha bisogno del telecomando. Ecco, questo oggetto, questo Shopper, gli porta gli oggetti dove loro hanno bisogno. Anche qua è un'applicazione, un modello di business applicata al sociale. Quindi. Ecco Maria, visto che qua in questa sala nessuno di noi è nativo digitale, sono entrati i nostri figli, nipoti, eccetera, esatto, non ci siamo ancora secondo me sul nativo digitale, proprio bisognerebbe trovare un bambino, ma che conoscenze servono per utilizzare poi una stampa 3D? Dobbiamo essere dei programmatori, dobbiamo autoprogrammarci o possiamo trovare nelle librerie aperte anche appunto i file poi da utilizzare? Allora, librerie aperte o open source. Ognuno di noi potrebbe poi magari giocare con una stampante 3D, visto che appunto abbiamo capito che dal punto di vista economico è abbastanza accessibile. Assolutamente. Allora, qui si apre tutto il mondo dell'open source, o meglio, le nuove tecnologie, questo nuovo movimento culturale, questo cambiamento epocale in quello che secondo noi è anche un po' il modello di business o di creare prodotti, non vuole più una chiusura. Sicuramente in alcuni casi la brevettazione è fondamentale, non si può prescindere, però nel caso delle nuove tecnologie, nel caso della digitalizzazione, è assolutamente necessario dare vita a quella che è un po' l'open innovation, o meglio, dare la possibilità a tutti di migliorare, modificare il proprio prodotto e di imparare anche a farlo. Quindi in rete troviamo tutto quello che vogliamo. È logico che per fare questo ci vuole un sapere, una cultura scientifica.
non sto demonizzando il sapere umanistico. Io per diciamo deformazione mia mi trovo spesso a contatto con le scuole, dalle elementari all'università, e quello che diciamo è: ragazzi, che voi abbiate intrapreso una strada umanistica, una cultura, un sapere che non è propriamente tecnico-scientifico, va benissimo, però sappiate che nella vostra vita professionale dovrete comunque affiancare questo tipo di conoscenze. Lo stesso vale nel mercato del lavoro. Sicuramente si può imparare a utilizzare una stampante 3D, però ci vogliono delle conoscenze. Quello che aiuta invece è la cultura, quello che abbiamo un po' noi nelle viscere, nel nostro DNA italiano, che è una tradizione, una cultura importantissima. Nel nostro territorio ancora di più, una cultura manifatturiera, una cultura del bello, e quindi questo ci può assolutamente aiutare, perché magari utilizziamo dei ragazzi giovani, freschi, dei quali abbiamo assolutamente bisogno perché hanno un click diverso da quello che abbiamo noi, mettendoli assieme alle nostre maestranze. Il problema nostro è proprio quello generazionale, è proprio far sì che il sapere, la cultura artigiana non vada persa con magari l'avvio verso la pensione delle figure chiave che ci sono all'interno delle aziende. E diventa di fondamentale importanza quindi affiancare le due anime. In Germania da un po' di tempo sta succedendo quello che diceva prima il professor Bagnoli, che succede nel gruppo Loccioni, che ho avuto la fortuna di conoscere anch'io tra l'altro. Stanno richiamando pensionati, le aziende richiamano i propri pensionati proprio per far sì che insegnino questa cultura manifatturiera delle mani proprio ai loro giovani, che invece sono, tra virgolette, non magari nativi digitali, ma hanno una digitalizzazione molto importante. Quindi le due anime devono andare assieme. Quello che io mi sentirei di dire, con tutte le difficoltà che ci sono oggi, perché lo sappiamo benissimo, non possiamo nasconderci, però bisogna iniziare a investire nei giovani, magari a piccole dosi, a pillole, però i giovani sono quelli che possono fare questo grande cambiamento culturale, mentale, sociale. Si sta muovendo tutto, lo vediamo in questi giorni, è toccato anche al Veneto, sapevamo che doveva toccare anche noi. Allora, siamo stati la locomotiva d'Italia fino a poco tempo fa, riprendiamoci questo ruolo, perché siamo assolutamente in grado di farlo, abbiamo le maestranze e abbiamo i giovani. Grazie Maria.